Bene, io così ho ripensato un po' a che cosa raccontare in questo incontro di oggi e, date le ultime cose, gli ultimi argomenti che si sono discussi, si sente bene o si sente troppo? Va bene? Va bene così? Dati gli ultimi argomenti, mi pare che l'ultima volta abbiamo citato il vecchio principio già dell'arte poetica oraziana dell'uso signore delle lingue, signore arbitrario che fa le sue scelte in maniera non razionalizzabile. E quali sono queste scelte? Consistono nel decretare l'uscita dall'uso di parole e di espressioni e di ammettere nell'uso nuove parole e nuove espressioni. E come fu giustamente osservato dal Manzoni, è più facile, si è più facilmente colpiti dalle parole nuove che entrano nell'uso e essendo nuove ci colpiscono, meno ci accorgiamo di quelle che invece muoiono o tramontano lentamente. E naturalmente il linguista scientifico in genere sostiene di limitarsi ad osservare la lingua, a studiarne e a capirne il funzionamento. Però se una lingua la insegniamo a scuola a bambini di lingua materna italiana per portarli dall'oralità alla scrittura, e se una lingua la insegniamo a bambini stranieri, cosa che ormai in Italia non è per niente rara come fino a una ventina di anni fa, non possiamo fare a meno di dare delle regole, che sono quelle della grammatica naturalmente, anche se sappiamo che queste regole possono essere talvolta incerte, che ci sono, che se il plurale di cane è cani, altri punti della grammatica sono meno ovvi di questo, come è venuto fuori anche nelle due lezioni di Serena Fornasiero. Quindi, ecco, abbiamo fatto la discussione sulla concordanza ad sensum, come ricordate, no? Ecco. Va bene, ciò detto, io vorrei leggere rapidamente due testi che avete. Il primo, mi perdonerete, è un testo privo di particolari pregi, che leggo proprio per questo, e il secondo, ed è La gara di barche. E l'altro testo è un editoriale del Corriere della Sera di Galli della Loggia. Sono brevi e ne farei una lettura rapida. C'era una volta sulla riva del mare un paese che aveva due spiagge, una bianca e una rossa. Questo testo, come vedete, è tratto e adattato da un libro pubblicato da Einaudi Ragazzi, Storie per chi le vuole, ed è, credo, un testo proposto ai bambini. E Galli della Loggia c'è? C'è? Ce l'avete? E anche Galli? Benissimo, va bene. Allora, c'erano due spiagge, una bianca e una rossa. Tutti gli anni in primavera si svolgeva una gara fra due barche di 8 rematori, una della spiaggia bianca e una della spiaggia rossa. Il capo della barca della spiaggia rossa si chiamava Nando, quello della spiaggia bianca si chiamava Alvise. I rematori si allenavano con cura perché la vittoria in quella gara per la gente del paese era una cosa molto importante. Un certo anno, quasi a metà della gara, la barca della spiaggia rossa
che avanzava accanto a quella della spiaggia bianca, cominciò a rallentare. «Forza, forza!» gridava Alvise, il capo dell'altra barca. «Guardate come vanno piano, remate!» La sua barca ormai era molto avanti. «Certo che vanno piano, Alvise», disse a bassa voce uno dei rematori vicini al capo, un tale Piddo. «Hanno un forellino sotto l'asse di poppa e stanno imbarcando un po' d'acqua di mare». «E come fai a saperlo, Piddo?» chiese Alvise con una faccia seria. Perché quel forellino l'ho fatto io», disse Piddo e strizzò l'occhio. Allora Alvise gridò: «Smettete di remare!» I rematori tolsero i remi dall'acqua guardando il capobarca a bocca aperta. La barca della spiaggia rossa era tornata vicina a quella della spiaggia bianca. «Nando», gridò Alvise verso l'altra barca, «questa notte ho sognato che uno dei miei uomini ha fatto un buchino sotto l'asse di poppa, è vero?» Nando controllò e disse: «Hai sognato bene, amico Alvise, ecco perché remare ci costava tanta fatica». Alvise guardò negli occhi Piddo e disse: «Salta sull'altra barca e tieni il dito in quel buco fino alla fine della gara». Piddo non disse una parola, saltò sulla barca avversaria e infilò un dito nel buco. «Ma adesso tu hai un rematore in meno», disse Nando. «Però tu con l'acqua entrata e il somaro che hai caricato hai più peso», rispose Alvise. «Forza allora, riprendiamo la gara», disse Nando. E così ripartirono. Le due barche lottarono fianco a fianco fino all'ultima remata e arrivarono alla spiaggia nello stesso momento. Così quell'anno non ci furono vinti e vincitori, ma la festa si fece lo stesso mangiando sardine e bevendo vino bianco. Anche Piddo beve e mangiò perché era stato perdonato. Nel Medioevo fioriva la letteratura degli exempla, dei racconti schematici che proponevano le virtù da imitare e i vizi da evitare. Io vi propongo questo insulso brano, veramente una bassura che non avrei mai pensato di leggere, non offendetevi, come esempio di vizio da evitare, perché è un po' questa sostituzione che c'è stata parecchi anni fa ormai della tradizionale letteratura per bambini, che è stata accusata di essere inadatta ai bambini. I processi alla favola di Cappuccetto Rosso sono solo un esempio di questa esclusione del patrimonio tradizionale a favore di raccontini di questo tipo che trovo deplorevoli, perché fondati non sulla fantasia ma sulla falsità e anche su quella che oggi si chiama, lo devo dire, la correttezza politica. Questa favola politicamente corretta ci racconta un esempio di frode sventata da chi avrebbe vantaggio a nascondere la frode, cioè il capo dell'imbarcazione che stava vincendo. Non ci sono vincitori né vinti, quindi è quella che si chiama, ci sono le gare agonistiche e poi ci sono, come si chiamano, le gare non competitive. Credo che sia una cosa legittima fare la gara non competitiva, non ho niente in contrario, però insomma non si può non osservare la mistificazione di questo mondo nel quale non ci sono vincitori né vinti, nel quale anche Piddo, che aveva barato, viene perdonato senza mostrare nessun pentimento, tra l'altro, di quello che ha fatto. E insomma è la correttezza politica come sottrazione di verità, di realtà, perché la vita, a dire la verità, non funziona in questo modo. Non c'è né fantasia né realismo, ma c'è truffa. Questa buona educazione, non che io stia dicendo che bisogna dire le parolacce in privato e in pubblico, per carità, questa sottrazione di
realtà, questo mondo in rosa, dove non c'è contraddizione, non c'è dolore, no? Sono tutti felici e contenti, e non siamo nel regno della fantasia, trova poi una corrispondenza nella realtà che è assai lontana, ovviamente, da questo imbroglio, da questa truffa, diciamo, di questo tipo di narrazione che, secondo me, non dovrebbe essere proposto ai ragazzi, perché è diseducativo e non educativo all'accoglienza, all'inclusione e a tutte queste belle parole che troppo spesso sono solo parole. E allora ho accostato questo testo a quest'articolo recente del 3 febbraio, quindi di un mesetto fa, che parla di un fenomeno che recente non è, il linguaggio della inciviltà. E dice l'articolista, che è uno storico moderno, contemporaneo ed editorialista del Corriere: abito a Roma nei pressi di una scuola, medie e liceo, e all'inizio e alla fine delle lezioni, ci parla di un fenomeno che tutti conosciamo, la mia via si riempie di ragazzi. Mi capita così di ascoltare assai spesso le loro chiacchiere, gli scambi di battute. Ebbene, quello che mi arriva alle orecchie è una continua raffica di parolacce e di bestemmie, un oceano di turpiloquio. Credo che chi gira per le strade o per le calli non esiterà a riconoscersi in questo lavoro auditivo di Galli. Praticamente, qualunque sia l'argomento, in una sorta di coazione irrefrenabile, dalle loro bocche viene fuori ogni 3 parole un'oscenità o una parola blasfema. Le ragazze, parlo anche di 14enni, di 15enni, appaiono le più corrive e quasi le più compiaciute nel praticare un linguaggio scurrile e violento che un tempo sarebbe stato di casa solo nelle caserme o nelle bettole più malfamate. Linguaggio da osteria, no? Si dice, offendendo forse le osterie a questo punto. A dispetto dunque di quanto vorrebbero far credere molti dei suoi scandalizzati censori, il lessico indecente e la volgarità aggressiva mostrati da Grillo e dai suoi parlamentari nei giorni scorsi non sono affatto un'eccezione nell'Italia di oggi, sono più o meno la regola. Sostanzialmente in tutti gli ambienti il linguaggio colloquiale è ormai infarcito di parolacce e di volgarità, come testimoniano quei brandelli di parlato spontaneo che si ascoltano ogni tanto in qualche fuori onda televisivo o tra i concorrenti del Grande Fratello. Siamo, a mia conoscenza, l'unico paese in cui i quotidiani non esitano all'occasione a usare termini osceni nei propri titoli. Non dico tutto questo come un attenuante, tantomeno come una giustificazione. Lo dico solo come richiama un dato di fatto, è l'ennesimo sintomo dell'abbandono delle forme, della trasandatezza espressiva, della durezza nelle relazioni personali e tra i sessi, di un certo clima spicciativo fino alla brutalità che sempre più caratterizzano il nostro tessuto sociale. In una parola, di un sottile ma progressivo imbarbarimento. Il declino italiano è anche questo: il degrado dei comportamenti, dei modi e del linguaggio ha molte origini, ma un suo fulcro è di certo il grave indebolimento che da noi hanno conosciuto tutte quelle istituzioni come la famiglia, la scuola, la Chiesa, i partiti, i sindacati, a cui fino a 2 o 3 decenni fa erano affidati la strutturazione culturale e al tempo stesso il disciplinamento sociale degli individui. Era in quegli ambiti, infatti, che non solo si sviluppava e insieme si misurava con la realtà esterna e le sue asperità, quelle che la favoletta Einaudi non ci mistifica, si misurava il carattere, ma veniva altresì modellata la disposizione a stare nella sfera pubblica e il come starci. Tutto ciò che per l'appunto
è stato battuto in breccia in nome di ciò che è spontaneo, autentico, disinibito, secondo una concezione della modernità declinata troppo spesso nelle forme del più sgangherato individualismo. La modernità italiana ha voluto dire anche questo generale e cieco rifiuto del passato, rifiuto di consolidate regole pubbliche e private, di un sentire civico antico, di giusti riguardi e cautele espressive, di paesaggi culturali e naturali tramandati, di molte cose che da un certo punto in poi la Repubblica ha rinunciato ad alimentare e trasmettere. Un filo rosso lega la rovina del sistema scolastico da un lato e dall'altro il turpiloquio sessista dei parlamentari grillini di oggi e dei guitti di sinistra di ieri, possiamo aggiungere anche cospicui contributi dell'altro schieramento di destra, contro le rispettive avversarie politiche, la dissennata edificazione del territorio da un lato e i tricolori sugli edifici pubblici ridotti a luridi stracci dall'altro, le condizioni della reggia di Caserta e il nostro primato nelle frodi comunitarie. Ma quel filo rosso non ci piace vederlo ed è così che la società civile italiana, a cominciare dai suoi deputati, è diventata per tanta parte un coacervo di inciviltà. Vedete che si pensa sempre alla scuola come al primo rimedio possibile, anche se nessuno si illude che la scuola possa operare da sola con una bacchetta magica un capovolgimento di una situazione che passa, come ci bombarda regolarmente l'informazione quotidiana, passa dalla violenza verbale alla violenza fisica. Si parla tanto dell'aumento dei casi di femminicidio, ma mai i nostri informatori cercano di risalire a un panorama, a un terreno che nutre questi casi estremi, e dietro i casi estremi c'è la normale quotidianità descritta da Galli della Loggia, ma che è di comune esperienza. La favoletta politicamente corretta e la situazione reale che abbiamo visto esposta in questo articolo, penso proprio che siano le due facce della stessa medaglia. Buoni sentimenti a parole e brutalità nei fatti. L'argomentazione, per tornare al filo di questi incontri, è una lingua corretta e che veicoli dei contenuti dovrebbe essere il contributo, diciamo, del sistema educativo in ogni ordine e grado, dai primi agli ultimi, da quelli iniziali a quelli post laurea, e dovrebbe essere il contributo del nostro sistema educativo. Un'argomentazione fondata su due punti: la ragionevolezza o la razionalità, e anche, di questo non si è parlato in questi 5 incontri, perché sono tanti gli argomenti da affrontare, non solo un ragionamento corretto, un ragionamento che sia tale, ecco, e non dire Mario ha torto perché mi è antipatico, perché mi è nemico, perché è un cretino, no? Che questo non è un argomento, o è un argomento ad hominem ma non sulla sostanza. Dicevo, ragionamento e anche dati di fatto, documentazione, quella documentazione che non è sempre facile attingere, perché spesso sentiamo anche cifre date un po' così a casaccio. A ogni modo, per venire allora
a noi, e prima di guardare quella discussione che tra l'ex ministro Menandri e Gian Antonio Stella, e volevo prima proporre un paio di testi. Uno è una di quelle favolette tradizionali, non che io sia necessariamente a favore del patrimonio tradizionale, mi piace la modernità, ma deve essere una modernità veicolo di significati e non di vacuità. Questo è un testo che credo abbiamo sentito tutti e letto tutti da bambini, la prima delle favole di Fedro, più che famosa, insomma. Oggi vedete che faccio proprio testi facili. Sospinti dalla sete erano scesi a bere. Questa è una traduzione, ho preso una traduzione di Emilio De Marchi, il narratore di metà Ottocento, che ha fatto anche queste traduzioni in un italiano con una patina di antiquato. Nulla vieta di scegliere traduzioni più moderne, non è questo adesso che mi interessa. Sospinti dalla sete erano scesi a bere lupo e agnello allo stesso ruscello. C'è un qualche rima qua e là. Più a monte stava il lupo, più a valle assai l'agnello. Ed ecco il lupo ingordo l'assassino cerca un pretesto per attaccar lite. Vedete che c'è un po' di ritmo poetico. Tu mi intorbidi l'acqua mentre bevo. Timido quel batuffolo di lana, ma no, scusami lupo, non può essere, l'acqua scorre da te verso di me. Poiché il discorso torna giusto, ecco un primo argomento. Il lupo, 6 mesi fa tu mi insultasti, seguita. Ma come? Se non ero ancora nato. Allora fu tuo padre. E detto fatto, salta addosso all'agnello e te lo sbrana. Ecco, questa favoletta, Fedro non è sto grande autore, per carità, però insomma questa favoletta ha una base, intanto è facile, ecco, abbiamo parlato di testi qualche volta troppo difficili, no? Anche per gli allievi più avanti. Questo, a parte che è comprensibile da tutti, questa favoletta ha una evidente base argomentativa, perché la prima accusa del lupo viene invalidata dalla azzeccata risposta dell'agnello. Il lupo sa che se l'acqua scorre da lui verso l'agnello, in base a un principio di gravità che noi conosciamo meglio di Fedro, ma che Fedro capiva bene lo stesso, e allora deve riconoscere che il discorso torna giusto, cioè che l'argomento si è spuntato. Poi la seconda accusa: 6 mesi fa hai parlato male di me, dice, ma io non ero nato, e quindi si capisce che se non si nasce non si può parlare né bene né male. Quindi il lupo prima cerca dei pretesti, degli argomenti invalidi per giustificare la sua aggressione, poi cambia registro, allora fu tuo padre. Anche questo, però, anche il lupo argomenta, perché se non sei stato tu, è stato tuo padre, significa applicare una logica per cui le colpe dei padri ricadono sui figli. E detto fatto, salta addosso all'agnello, e quindi è una violenza mascherata, no? Una violenza mascherata di argomenti razionali che poi smontati danno luogo allo smascheramento della violenza. Naturalmente poi c'è la morale, la favola è per quelli che con pretesti gli innocenti opprimono, ma appunto il pretesto può essere svelato come tale. Per andare invece a un testo argomentativo difficile,
vi propongo un pezzettino dell'ampio encomio elogio di Elena del celebre sofista Gorgia da Lentini in Sicilia, che è protagonista di un dialogo platonico dello stesso titolo e del quale conserviamo alcuni frammenti e che sono squisitamente argomentativi. I sofisti si pregiavano, si vantavano di poter dimostrare tesi opposte tra loro. Argomentare non significa necessariamente arrivare a conclusioni certe, anche perché i sofisti si misurano sul terreno non delle certezze scientifiche o teologiche e non verificabili di conseguenza, ma sul terreno del probabile, che è il terreno della retorica come arte del persuadere e che quindi fonda l'oratoria, compresa quella giudiziaria che tuttora esiste in tutto il mondo. Allora, partendo dall'Iliade, è la storia di Elena che ha abbandonato il marito legittimo Menelao e la figlia per seguire il bello straniero, affascinante, venuto da lontano, che la porta nel suo regno, il bel Paride. È chiaro che Elena, questa figura di Elena si presta alla critica delle donne, no? Oggi non è l'8 marzo, quindi penso di essere abilitato, ma d'altra parte vi presento l'encomio di Elena, non la critica. Però l'encomio, la lode di Elena ha senso in quanto Gorgia vuole stupire i suoi ascoltatori più che lettori, perché i sofisti lavorano con la parola parlata, come anche faceva Socrate, di cui non abbiamo neanche una riga scritta, e quindi lui rovescia il sentire comune. Ha fatto il sondaggio d'opinione non per rafforzare quello che la gente già pensa, ma al contrario, per fargli vedere le cose da un punto di vista opposto. E il testo è è lungo, il testo che abbiamo è lungo 3 o 4 pagine, io ve ne leggo solo una piccola parte. Elena, allora, si fece quel che fece perché Elena ha lasciato la famiglia, ha tradito il marito e se n'è andato con Paride. Lo fece o per cieca volontà del caso e meditata decisione di dei e decreto di necessità. Questo trittico vedremo che fa parte di una spiegazione unica. Si tratti del caso, si tratti della necessità, cioè del destino, del fato, si tratti di una decisione degli dei, gli dei di Omero si interessano molto dei fatti degli uomini. Tutte e 3 queste possibilità rientrano in un unico argomento. Oppure, seconda ipotesi, fu rapita per forza, con la violenza. Terza ipotesi, e qui arriva l'arte della parola, indotta con parole, col potere seduttivo, no? Della parola. Quarto, presa da amore. La quarta spiegazione non la riporto perché è troppo lunga, riporto parte delle prime 3 e vediamo come è ordinato il testo. Se è per il primo motivo, caso dei necessità, se per forza, che è il secondo, se poi fu la parola, che è il terzo, e poi l'amore l'ho censurato per spirito repressivo. Bene, per sessuofobia. Ecco. Se è per il primo motivo, allora è chiaro che Elena non è colpevole, no? Vi anticipiamo subito. Se sono stati gli dei non si resiste alla loro volontà. Se è il destino, al destino non ci si può opporre, e se è il caso, è il caso. È quello che i greci chiamano la tiuche.
E la Tiuche è quella forza che non è razionalizzabile, è fuori del logos, è fuori della parola, ma prima ancora della ragione, perché logos ha il significato sia di ratio, la ragione, sia di oratio, cioè la parola. Dunque, se è per il primo motivo, è giusto che si incolpi chi ha colpa, quindi Elena è innocente, poiché la provvidenza divina non si può con previdenza umana impedire. Naturale è infatti non che il più forte sia ostacolato dal più debole, si intende che il più debole sia Elena, ma il più debole sia dal più forte comandato e condotto, e il più forte guidi e il più debole segua. E la divinità supera l'uomo e in forza e in saggezza e nel resto. Quindi Elena non poteva opporsi, non poteva resistere a queste forze che vanno oltre non la donna, ma vanno oltre l'uomo nel senso di donna e uomo, no? Ecco, vanno oltre le forze umane. E se per forza fu rapita, quindi con la violenza, ecco il femminicidio arriva pure qua, qualcosa di simile, e contro legge violentata, ecco la violenza appunto contro la debole donna, e contro giustizia oltraggiata, è chiaro che del rapitore è la colpa. Ci sono tutte queste inversioni non perché la traduzione sia antica, ma perché il greco di Gorgia è molto concettoso e pieno di effetti speciali, insomma, ecco. E quindi il traduttore, che in questo caso anzi è una traduttrice, Margherita Isnardi Parente, la traduttrice si è industriata un po' a mettere in rilievo l'arte e anche la voluta artificiosità dei concetti e del modo con cui questi concetti vengono espressi. È chiaro che la colpa è del rapitore in quanto oltraggiò e che la rapita, in quanto oltraggiata, subì una sventura. Merita dunque colui che intraprese da barbaro una barbara impresa di essere colpito e verbalmente, e legalmente, e praticamente. Verbalmente gli spetta l'accusa si fa verbalmente con le parole, legalmente l'infamia, praticamente la pena, la punizione. E continua, come vedete. Se poi fu la parola a persuaderla e a illuderle l'animo, neppure questo è difficile a scusarsi e a giustificarsi così, perché la parola, proprio i sofisti sono, l'arte della parola, come si sa, è già ben presente nei poemi omerici. Ulisse è un gran parlatore, sa mescolare la verità e la menzogna, e anche nell'Iliade. Però il potere della parola che suggestiona l'animo è particolarmente importante nella sofistica, e anche il grande nemico, diciamo, dei sofisti, Platone, è uno scrittore di enorme forza artistica. Solo con Aristotele poi la filosofia abbandona, diciamo, l'eloquenza. Se poi fu la parola a persuaderla e a illuderle l'animo, quindi a ipnotizzarla quasi, la parola greca è psicagogia, cioè proprio quello che conduce le anime, come la favola del pifferaio magico che si porta dietro i bambini al suono del piffero. La parola è un grande dominatore. E lo sappiamo oggi che abbiamo i mezzi di comunicazione di massa, la telematica, sappiamo molto meglio di Platone, ma Platone però, essendo bravino, capiva a fondo le cose anche senza aspettare la suggestione propagandistica dei mezzi di comunicazione di massa. Un grande dominatore che con piccolissimo corpo e invisibilissimo
Già Omero dice che le parole sono alate, come diciamo noi, verba volant, scripta manent, che con piccolissimo corpo e invisibilissimo divinissime cose sa compiere. Riesce infatti e a calmare la paura, e a eliminare il dolore, e a suscitare la gioia, e ad aumentare la pietà. A che serve la tragedia? Alla catarsi, dirà Aristotele, che non la pensava come Gorgia, ma pensava appunto, passando dall'oratoria alla tragedia, alla capacità dell'eloquenza o dell'arte poetica di influenzare nel bene o nel male gli animi degli ascoltatori e degli spettatori. Ecco, questo è un esempio di argomentazione, e poi ci saranno altre scuole sofistiche anche nei secoli successivi e daranno ampio spazio alle dispute paradossali, l'elogio della polvere, l'elogio della zanzara o della mosca, l'elogio delle cose spiacevoli, o ai discorsi in pro e contro, che sono proprio il punto forte, diciamo, dell'argomentare. Ecco, credo che... Sì, allora, per non togliere, mi avvio a concludere con 2 punti e poi passiamo al laboratorio. Il primo era un esempio, non ne ho trovati moltissimi veramente, di quella polemica che c'è stata ormai qualche mese fa, perché il ritaglio del giornale è del luglio dell'anno scorso. Non è che ne abbia trovate tante di cose di questo tipo, di una polemica non ad hominem, non dovuta alla demonizzazione dell'avversario, ma una polemica che riguarda il punto in discussione. Perché l'ex ministro Melandri, lasciando il Parlamento, anche perché c'era un regolamento che quasi la costringeva, anche se non proprio, a non ripresentarsi alle elezioni, ha assunto la carica di direttore di un museo a Roma, annunciando che lo avrebbe fatto a titolo gratuito. È successo poi che dopo un anno si è scoperto che la Melandri, non mi ricordo come si chiama di nome, Giovanna Melandri, dopo un anno ha cominciato a percepire una retribuzione, e questo ha suscitato le critiche e anche un po' di ironia da parte di questo molto attivo giornalista di inchiesta, uno dei pochi mi pare che siano in attività, insieme con la Gabanelli e pochi altri che io sappia, ha suscitato le critiche e le ironie di Gian Antonio Stella. Ecco, come valutate voi questo piccolo duello verbale di natura questa volta non barbarica, come dice Galli della Loggia, ma di natura civile? Ve lo ricordate il testo? Ditemi un po' la vostra... Cioè, se voi proponeste questo testo ai vostri allievi, bisognerebbe che bisogna prima avere un'idea su quello che si propone, no? Ascoltereste forse le risposte degli alunni e poi direste se è giusto o sbagliato, se siete d'accordo, se la cosa è discutibile, se è grigia, bianca, nera. Prego, vuole venire qua? No, e se no, perché no... vabbè.
la sensazione è che sia stato trovato un po' un escamotage dalla Melandri con quella storia della fondazione e quindi appunto i ragazzi si erano così, diciamo, resi conto un po' di questo e avevano, la maggior parte, insomma, propendeva per Stella, diciamo. Va bene, ma sì, mi pare, sì. anch'io Sì. personalmente sono d'accordo con i ragazzi, ma andando oltre il mi piace, non mi piace di YouTube e cose del genere, perché propendevano per Stella? Per semplice simpatia o per una base più... Cioè se erano stati, cioè lei vuole sapere se sono stati coinvolti, diciamo, anche proprio dalle parole di Stella, dal ragionamento sicuramente, e forse anche probabilmente perché i ragazzi, diciamo così, sapendo che lei era politico, allora probabilmente, ecco, secondo me sì, è successo. Questa è stata un po' la sensazione. Però la Melandri si difende dicendo Maxi? No, mi confondo con Rovereto. Il Maxi è un museo ben gestito, ma il problema non è questo, ma è la faccenda della retribuzione che lei glissa completamente. E quindi qui mi pare uno dei rari casi in cui è abbastanza facile dire non è che ognuno ha le sue ragioni, che Ponzio Pilato destinava le mani, insomma, no, ma c'è un'argomentazione alla quale uno dei due attori non risponda. Come vi dicevo, non è che io abbia trovato molti di questi testi, ma probabilmente forse se ne trovano senza troppa fatica. E allora l'ultima, ci sono interventi su questo? Un pensierino. Un pensierino. Intanto che abbiamo parlato di il microfono, ci arrivo con la voce, grazie. Piccola cosa di io ho trovato interessante allora lei è una temeraria. Sì, di questa logica di articoli che dal punto di vista testuale, letto l'uno e letto l'altro, diventa difficile attribuire il torto o la ragione, semplicemente che entrambi possono avere ragione, la ragione Stella e la ragione della Melandri. Questo evidente nelle cose dove io non l'ho proposto in classe.
Distinguerei tra persuasione e invece convincimento. Argomentare per convincere, tra argomentare per persuadere e argomentare per convincere, dando all'argomentare per persuadere tutte quelle argomentazioni che si basano appunto anche sugli argomenti emotivi, sui dati emotivi. E io credo che a scuola noi dobbiamo insegnare ad argomentare per convincere, cioè ad usare argomenti corretti e veri. Quindi ecco, mi trovo in disaccordo con il collega. Io farei leggere questi due articoli qui per sottolineare come la Melandri elude l'accusa. Questo non rimane chiaro perché lei risponde su un altro piano. Certamente, però sa, quando noi votiamo alle elezioni, votiamo sulla base di motivi probabili. Sì, allora diciamo razionali. Ecco, ecco, no, questo no. Come diceva Aristotele, c'è il certo della logica, Certo. tutti gli uomini sono mortali. Ecco, intendevo questo. Sì. Non si scappa. Sì. E invece ci sono gli argomenti controvertibili, Sì. dove si può, credendoci o cinicamente non credendo a nulla, propendere pro E l'altro. Sì, è vero. Certo e probabile. Infatti oggi ci sono le famose indagini Doxa, no? Adesso non si usa più perché prima c'era l'istituto Doxa, adesso gli istituti di sondaggio sono infiniti e fanno un sondaggio ogni 5 minuti. Doxa significa l'opinione. Sì, certo. L'opinione dice: a me mi piacciono le scarpe marroni perché mi piacciono le scarpe marroni, a me mi piacciono quelle nere, e vabbè, come diceva il commesso, no? Diciamo, il fatto di gusti non si discute, perché tanto lui Però un conto è l'argomentazione logico-razionale. Questo è che secondo me che noi dovremmo insegnare. Questo volevo. Certo. Va bene, e l'ultima, va bene, poi concludo con, ho ripreso in mano, lo volevo fare da parecchio tempo, e per preparare questa lezione ho preso in mano l'appendice a 1984 di Orwell, che è dedicata alla neolingua, cioè una lingua che viene costruita artificialmente sulla base del linguaggio naturale dal pensiero unico che Orwell ha immaginato. Sapete perché il romanzo si chiama 1984? Perché fu scritto nel 1948 e Orwell si limitò ad invertire le due ultime cifre. E come è stato riconosciuto da tempo, questo intellettuale, politico, saggista inglese di idee socialiste, che aveva partecipato alla guerra civile di Spagna dalla parte dei repubblicani, antifranchista, diciamo, scrivendo un libro importante del 1939, Omaggio a Catalogna, e lì deve aver capito un po' le fattezze, le caratteristiche del totalitarismo novecentesco, di quel fenomeno che si stava manifestando in Europa, sia nell'Europa comunista sia nell'Europa nazista e di destra in generale. Ma per farla breve, ecco, vediamo che allora lui fa questo romanzo che ha un valore di anticipazione di cose che si sono capite e dimostrate vari decenni dopo, ma chi voleva capire lo poteva fare evidentemente, e in coda a questo romanzo ha fatto un capitoletto intitolato I principi della neolingua. E che cos'è questa neolingua e a che serve? C'è un potere unico che si chiama il Socing, che significa English Socialism, quindi poi in italiano è stato messo socialismo inglese, il quale ha un pensiero unico
e esercita un potere di controllo molto prima della telematica che registra ogni nostro sospiro e perfino le miliardi di conversazioni al cellulare che si fanno ogni minuto secondo, esercita un controllo sulla vita pubblica e privata dei propri, non dirò cittadini a proposito di cittadinanza, ma sudditi. E la lingua serve, contribuisce ad assicurare il controllo sul comportamento, ma anche sui pensieri, i più segreti, i più privati delle persone. Fine della neolingua non era soltanto quello di fornire un mezzo di espressione per la concezione del mondo e per le abitudini mentali proprie ai seguaci del Socing, ma soprattutto, questo è molto acuto, quello di rendere impossibile ogni altra forma di pensiero. Non si tratta di pensarla in quel modo, ma di non saper pensare in modo diverso. Ecco, questo è un po' un pericolo, diciamo, che senza il Socing e senza la dittatura brutale di cui parla Orwell è inerente a una società come quella moderna, senza criminalizzarla, ma stando attenti appunto ai rischi e al pensiero unico. E anche qui appunto l'argomentazione, quel poco di lavoro che si può fare nella scuola ci dovrebbe servire appunto a questo, a reagire a queste forme di pensiero. E io raccomando, avevo fatto un po' degli appunti su queste 10 paginette, ma forse la cosa migliore è concludere raccomandando di leggerle, perché sono proprio un capitoletto breve assai istruttivo. Vi si legge, ecco, per esempio, una cosa, un carattere di questa neolingua è che ogni parola ha un solo significato. Non c'è la polisemia delle parole, quindi il lavorio della mente che estende e restringe il significato delle parole. Pensate alla parola nazione, che significa la nascita, quindi legata alla biologia dell'ego più infantile e più ristretto, e poi può espandersi a significare una collettività. Ecco, questo è un lavorio tipico della lingua e della mente. Se la parola ha un significato solo, questo lavorio viene bloccato in partenza. Ci sono gli eufemismi. Ecco, il raccontino delle due barche è il trionfo dell'eufemismo, cioè è una falsificazione. Ci sono le abbreviazioni. Io ho già detto che personalmente da un pezzo diffido di questi acronimi poco comprensibili. Non sto dicendo che viviamo nella dimensione di 1984, ma se Orwell ha visto questi estremi è perché anche la società liberale ha alcuni inevitabili pericoli. Non esiste evidentemente il paradiso terrestre. E per quanto riguarda la formazione dei contrari, non c'è bisogno di dire brutto e bello. Bello significa bello e brutto si dirà sbello, con un significato solo, e questo significa che la parola libero si dice sono libero dalle pulci, ma non si può dire libero, non ha significato politico di cittadinanza, quindi è una mistificazione della lingua. Ecco, io credo che appunto il nostro lavoro, se ha senso,
non nel costruire nemici, ma appunto nel costruire una civiltà della lingua che poi non è solo una civiltà della lingua. Scusate questa conclusione un po' troppo enfatica, ma insomma il compito di chi lavora nella scuola evidentemente è anche l'orgoglio, diciamo, no? Di questa nostra categoria un po' avvilita, mal pagata, maltrattata, mal vista, di poco prestigio. E, insomma, l'orgoglio dovrebbe consistere appunto in un lavoro di questo genere. Che sia facile farlo, lo so che non lo è, però bisogna essere convinti nel proporlo e nel rilanciare anche con un linguaggio nuovo e diverso. Va bene, allora continuiamo nell'altra stanza.